Gianmarco, stai tenendo il tempo? Sì. Sì, vai. Perché questo territorio della Barbagia in generale, quindi da Seulo all'Ollai, pone dei problemi, e pone dei problemi di controllo al potere centrale. Nel 1318, quindi prima della conquista aragonese, Ugone II, il giudice d'Arborea, scrive a Pisa. Scrive a Pisa perché? Perché nel frattempo il giudicato di Cagliari è finito, siamo negli anni 50 del 200, e parte del territorio del giudicato di Cagliari è diventato pisano, tra cui la Barbagia di Seulo. Ugone II scrive al comune di Pisa e gli dice: abbiamo un problema, cioè dei vostri sudditi, barbaricini di Seulo, compiono derubazione, sfurta ed omicidia. È abbastanza comprensibile quello che fanno. E quindi insomma, ponete rimedio a questa situazione. Il comune di Pisa, con la coda tra le gambe, risponde così: il giudice sa bene che comune pisanum non habet potestatem de ipsis barbarichinis, cioè che il comune di Pisa non ha nessun controllo di questi barbaricini. E anzi, aggiunge, anzi ha subito il comune di Pisa stesso dei danni da questi. E quindi si dice: non possiamo farci niente. Arrangiato. 1323, la conquista è appena accaduta, appena avvenuta. Seulo si ribella da Cagliari, parte il governatore generale con una serie di truppe per riportare all'ordine la villa di Seulo. 1331, Ugone II sembra voler cedere la Barbagia, cioè si mette d'accordo con il governatore generale catalano aragonese e gli dice: allora facciamo una cosa, io la Barbagia la do a voi, cioè diventa catalana, però voi in cambio mi fate tutta una serie di come dire, mi date tutta una serie di vantaggi fiscali per i miei porti di Bosa e Oristano. Okay? Cerca di avere una politica di protezionismo economico per il giudicato d'Arborea, la cosa a cui non va avanti. A me il fatto che un giudice abbia intenzione in qualche modo di perdere, di scaricare, di togliere una parte del proprio territorio per un vantaggio fiscale, quindi evidentemente un vantaggio certo, fa pensare effettivamente a un controllo non proprio stabile, non proprio certo di questi territori. Andiamo avanti. 1335, tra qui il re Villapuzzo, quindi siamo nuovamente tra l'Ogliastra e la Barbagia di Seulo. C'è un problema, adesso che questi barbaricini si sono impossessati. Barbaricini qui è un termine che non vuol dire nulla, perché noi non sappiamo bene chi siano. Però sono andati verso questo territorio qui, si sono impossessati di un bosco e da questo bosco mettono a ferro a fuoco il territorio. Il re gli risponde e gli dice: fate una cosa, bruciate il bosco. Senza troppe garanzie. 1345, e questo mi pare un po' invece un dato particolarmente importante. 1345 cosa succede? Niccolò Carrozzi ottiene da Pietro IV la Barbagia di Seulo come feudo. Però Pietro IV, che è onesto, cosa gli dice? Gli dice: homines dictarum villarum rebelles et indevoti nobis sunt. Cioè, gli uomini di questo territorio sono ribelli e a noi non ci riconoscono come signore. Il documento continua e di fatto gli dice: vai, prenditeli. E questo è un vantaggio per il sovrano, perché il sovrano si ritroverà Niccolò Carrozzi, che è un grande ammiraglio, un uomo d'armi, proprio vassallo in Sardegna, e in più questo proprio vassallo porterà avanti a sue spese la lotta di dominio su queste popolazioni, quindi di fatto le riporterà all'interno della corona aragonese. Però nel 1366 succede una cosa strana. Perché strana? Perché 10 anni prima Mariano aveva iniziato una guerra contro i catalano-aragonesi, e se noi andiamo a vedere quella che è la fonte principale di questo periodo storico, che sono i processos contro los Arborea, è un processo di fatto che il re d'Aragona muove contro il giudice d'Arborea, accusandolo di tradimento, per tutta una serie di motivi che non sto qui a spiegarvi. Però ci sono
centinaia di testimonianze, perché gli ufficiali giudici vanno e interrogano. Tu cosa hai visto? Tu cosa hai visto? Su precise domande. Una domanda precisa è: cosa è accaduto quando Mariano IV è sceso verso Cagliari e ha posto d'assedio a Cagliari? E un testimone risponde di aver visto Mariano IV accompagnato da Quibusdam Sardis Barbarixinis, scritto così, non ho gli occhiali, quindi comunque da diversi, da molti sardi barbaricini. E poi ci sono altre fonti che dicono: questi barbaricini hanno preso e hanno bruciato le saline, hanno assaltato i campi di grano. Insomma, diventa una sorta di masnada che agli ordini di Mariano IV mette a ferro a fuoco la zona di Cagliari. Sarebbe curioso capire com'è che i testimoni che guardano dal castello riconoscono che quelli sono barbaricini. Questo è realmente una domanda che ci si pone, perché erano vestiti in maniera particolare, erano riconoscibili per qualche caratteristica, non lo sappiamo. Però questo fatto, che cosa ci dimostra? Ci dimostra in realtà che Mariano IV non solo controlla, ma in qualche modo li utilizza nella propria guerra. È vero che Mariano IV è un uomo molto particolare, un uomo che dispone di una forza economica paurosa. Penso che in Sardegna riesce a portare armati tedeschi, inglesi, genovesi. Non è impossibile quindi che lui abbia stretto un accordo, anche pagando o comunque. Però sta di fatto che i barbaricini in questo momento, questi barbaricini che non riusciamo in realtà a capire bene chi siano, sono al soldo e alle dipendenze di Mariano. Fine del giudicato, 1409-1410, inizia una lunga serie di infeudazioni. Infeudazione cosa vuol dire? Vuol dire che questo territorio viene infeudato, cioè viene dato in feudo a dei signori, i quali signori hanno tutto l'interesse di andare lì e controllarlo. Perché in questo territorio poi andranno a prendere le tasse, avere le decime sul raccolto e così via. Quindi diventerà la base del proprio reddito. Secondo me qui c'è una cesura, cioè qui c'è proprio un controllo diretto, volente o nolente, cioè questo è uno dei punti spartiacque di questa regione qua. Quando arriva il feudalesimo, il controllo diventa realmente stretto. La sorte migliore ce l'hanno quelli della Barbagia di Belvia e Mantrolisai, perché vengono annessi direttamente al patrimonio regio, cioè non vengono dati in feudo, ma sono gli ufficiali del re a controllarli. Ciò significa che scampano una serie di angherie, di decime, di tasse non dovute, perché gli ufficiali regi avevano un livello di legalità più alto rispetto agli altri. Ora, andando verso la chiusura, mi sembra utile evidenziare solo due aspetti che spero diano in là anche agli interventi successivi, quantomeno ad uno. Il primo è quello sull'economia, cioè perché questi territori sono importanti? Perché questi territori in realtà sono importanti. Perché sono importanti? Perché spesso noi vediamo una serie di viavai mercanti che attraversano la Barbagia per cosa? Per questo motivo qui. Perché qui si produceva pelli, formaggio, animali. A noi sembrano prodotti un po' così. In realtà a Genova, a Barcellona, a Pisa, a Napoli, queste pelli, questi formaggi sardi avevano un mercato pazzesco. Ancora nel 400 ce l'avranno. E ci rendiamo conto di questa forza economica di questo territorio qua nei momenti di pace, chiaramente, non nei momenti di guerra. Per esempio nel 1316 abbiamo il pagamento del dazio delle greggi che dalla Barbagia si spostano verso gli Astri. Sempre nello stesso anno abbiamo un insediamento di barbaricini, anche qui probabilmente sono quelli della Barbagia di Seulo, comunque non lo sappiamo, ma i barbaricini vengono definiti, nella zona di Quirra, i quali si insediano e avviano una coltivazione di fichi, una grossa coltivazione di fichi, quindi per il commercio. Nel 1482, quindi anche qui la guerra è finita, la Sardegna è pacificata, tutto questo territorio ormai infeudato. 1482 abbiamo un orgolese, tal Ioannes Murra, e un mamoiadino, tal Agustin Paccio, che scendono a Cagliari, arrivano a Cagliari con un carico di pelli enorme, del valore di 200 lire. 200 lire si compra una casa, ok? Questo è l'equivalenza. E lo vendono a un mercante, questo Samuel Bondia, che è un mercante internazionale straordinario, il quale le prenderà, le invierà a Gaeta, le invierà a Napoli, da Napoli andranno a Gaeta e quindi verranno vendute sul mercato italiano.
Questi due personaggi peraltro si fanno pagare per metà in contanti, l'altra metà in tessuti, i quali tessuti prendono da Cagliari e trasporteranno a Mogliano, Argosolo e tutta la zona. Quindi sono, più che dei produttori, sono dei mercanti essi stessi. Okay? E questo ci illumina, ci dà un riferimento particolare sulla vivacità economica di questo territorio. L'ultimo elemento, e chiudo, in realtà non mancano anche alcune annotazioni, vanno un po' cercate, vanno un po' anche tirate e allargate, però non mancano informazioni sulla società e sulla cultura di questo territorio qua. La prima arriva sicuramente dalla Carta dell'ONU, c'è un articolo 129, un articolo che vuol dire tanto e non vuol dire nulla in realtà, perché obbliga tutti i curatori ad avere una copia della Carta dell'ONU. Cioè questi tribunali, noi dobbiamo immaginarci che, essendo il capoluogo di curatoria nel 300 l'online, il curatore avrebbe dovuto avere una copia della Carta dell'ONU. Quindi ci illumina in qualche modo su quelle che potevano essere le competenze e i livelli di alfabetizzazione in questi territori, quantomeno per i funzionari più alti. È interessante, a mio avviso, la notizia relativa alla villa di Austis del 1460, in cui un sacerdote sembrerebbe, qui l'ipotesi è di un studioso particolarmente importante per la storia sarda, Raimondo Turtas, aveva ipotizzato che, sulla base di una serie di informazioni, ad Austis questo Pedro de Multas, probabilmente un sacerdote, avesse una scuola. Quindi possiamo ben capire che una scuola in un paese come Austis ci dà un'informazione molto particolare sul livello di alfabetizzazione di questi paesi. E poi l'informazione, a mio avviso, più interessante, anche se molto più tarda, siamo ormai nel pieno 500, quindi in epoca già spagnola, siamo nel 1573, il 18 maggio c'è un esperimento imprenditoriale, secondo me, spettacolare, perché da Sorgono parte questo Jean Pipia con un carretto, arriva a Cagliari, va da un tipografo che ha aperto 20 anni prima, quindi siamo anche agli albori dell'esperienza tipografica in Sardegna, arriva nel torchio tipografico di questo San Benino e gli dice: senti un po', stampami 312 esemplari della vita di San Mauro. Marco. Mauro. No, di San Mauro. Ho sbagliato. Di San Mauro. Giusto, Mauro. Di San Mauro. Ora, questo gli stampano 320 esemplari, si li ricarica sul carretto e riparte per Sorgono. E dice: questi qui li avrebbe venduti per 2 soldi e 6 denari. Ora, il fatto che lui si porti 320 esemplari a Sorgono significa che aveva, che la gente li comprerà. assolutamente, aveva buone possibilità di venderle, era certo che li aveva venduti, cioè che l'affare sarebbe stato proficuo. Quando è San Mauro? A maggio. Cioè la sua idea, secondo me, qual è? È quella di arrivare nel santuario di San Mauro, che diventa un centro di pellegrinaggio importante di tutta la zona, una fiera, arrivare lì, mettersi a vendere questi 312 volumetti della vita di San Mauro e guadagnarci. Però significa che c'erano almeno 312 persone, secondo lui, che sapevano leggere e scrivere, o quantomeno leggere. E questa mi pare essere un'informazione piuttosto curiosa sul livello culturale di questi territori. Ok, chiudo così. Se poi dopo c'è qualche curiosità o qualche domanda, siamo a disposizione. Grazie Giuseppe. Abbiamo qui il piacere di avere la dottoressa Gloria Turtas dell'Università di Sassari. A Gloria abbiamo chiesto una cosa un po' particolare, di trattare, alla luce di tutto questo ragionamento, il gozos della diocesi di Nuoro, tra, diciamo così, tradizione scritta e tradizione orale, cioè praticamente parlare tutte le varianti terminologiche, esempi di manoscritti, struttura metrica che avevamo all'epoca. Do la parola a Gloria che ci farà capire insomma meglio di cosa stiamo parlando. Grazie. Sì,
Buonasera. Prima di tutto, prima del mio intervento, vorrei ovviamente ringraziare l'amministrazione comunale di Gavoi, il dottor Secche per l'invito, gli altri relatori e tutti voi presenti. Oggi, come abbiamo già anticipato, parlerò dei Gosos, di cui voi sicuramente avrete già sentito parlare, avrete sentito numerose esecuzioni. Sì, è un genere appunto fra oralità e scrittura. Difatti mostrerò diversi esempi manoscritti per quel che riguarda la diocesi di Nuoro. Allora, è importante innanzitutto precisare cosa siano i Gosos, ovvero l'argomento appunto di questo intervento. I Gosos sono appunto dei canti costituiti da testi in versi appunto destinati al canto. Cosa trattano i Gosos? I Gosos trattano tematiche di tipo devozionale, agiografiche, quindi molto spesso i testi sono dedicati alle vite dei santi, della Vergine Maria, di Cristo. E le origini sono iberiche, quindi questo intervento muove anche origine, insomma inizio da quelle che sono le origini di questi componimenti. E iniziamo appunto con il primo esempio manoscritto, perché come abbiamo capito anche dai primi due interventi, ovviamente qualsiasi considerazione di tipo storico, filologico si muove dalle fonti, dai documenti. Il primo è della fine del 300, che quindi abbiamo già visto, epoca di Eleonora d'Arborea, di Giovanni I, il musico, il cacciatore, epoca di carestie, di peste, un'epoca molto particolare. Difatti questo manoscritto presenta anche uno dei primi esempi medievali di una danza della morte in latino, ad mortem festinamus. Ma perché stiamo parlando adesso di questo manoscritto? Questa carta è tratta dal Libro Vermeil, che è un manoscritto appunto della fine del 300 del monastero di Montserrat, siamo in Catalogna. Questi sono i Gots in catalano ed è il primo esempio di Gots neumati del Medioevo. Neumati, ovvero recanti neumi, note. Quindi abbiamo la melodia di questi Gots. Questi erano i Gots per i Sette Gaudia, le gioie della Vergine, che è la prima tematica con la quale si sviluppano questi componimenti. Componimenti che poi abbracceranno, amplieranno le proprie tematiche, come già ho detto poc'anzi, trattando anche non solo motivi agiografici ma anche altre tematiche catechetiche e devozionali. Dunque, accanto a questa tradizione di Gots in catalano vi era anche una parallela di Gozos in castigliano. Come arrivano questi componimenti in Sardegna? Questi componimenti in Sardegna arrivano sia in catalano sia in castigliano, sono attestati testi in tutte e due le varianti linguistiche. E la prima attestazione che abbiamo in Sardegna è della fine del 1500. Nel 1595 Antioco Brondo, un padre mercedario del santuario di Bonaria di Cagliari, della Vergine di Bonaria di Cagliari, riporta questi Gozos in castigliano. Questi Gozos in castigliano vediamo che sono riportati in un libro devozionale che riporta prima i miracoli della Vergine e poi questi Gozos. Questi Gozos abbiamo una rubrica iniziale che ci dice in che maniera dovessero e soprattutto in che occasioni dovessero essere cantati. Allora, da cosa sono caratterizzati i Gozos? Abbiamo visto da un particolare tipo di tematiche ma anche da una particolare struttura metrica. I primi Gozos in sardo sono del 1600. Parlando della diocesi di Nuoro possiamo vedere, vedremo più avanti l'esempio manoscritto, come la diocesi di Nuoro possa vantare uno dei più antichi esempi manoscritti di Gozos in sardo in tutta l'isola e quelli li vedremo, sono sempre della prima metà del 600.
In questo caso però, per parlare della metrica, ho preso in considerazione dei gozos che conoscerete molto bene, perché sono i gozos della Vergine d'Itria di Gavoi, e principiano così: o Seraffica Hermosura, o Divina Imperadora, pregade pro noi Signora di Itria Vergine Pura. Quindi c'è un incipit formato da una prima quartina iniziale. Questa quartina iniziale è chiamata pesada in sardo, e gli ultimi due versi contengono, diciamo, l'invocazione. L'invocazione è pregade pro noi Signora de Itria Vergine Pura. Vediamo che questi due ultimi versi della quartina iniziale ritorneranno come ritornello al termine di ogni strofa. Difatti anche il nome rimanda a questo uso, Zatorrada. Zatorrada è il ritornello, appunto. Le lettere semplicemente indicano le rime, mentre le lettere con numeri in apice identità di verso. Quindi possiamo riconoscere benissimo anche Zatorrada. Abbiamo poi una prima strofa. Nei gozos abbiamo un numero variabile normalmente di strofe, qui ho riportato solo le prime due, e quindi luna mai eclissada, sole claro e luminoso, vero descanso e riposo dell'anima tribulada, in voi est incarnata d'ogni umana creatura. Quindi creatura rimanda alla rima dell'ultimo verso della pesada, cioè de Itria Vergine Pura, quindi richiama, diciamo, il ritornello che segue di fatti dopo la sestina. Sono sempre strofe di 6 versi di ottonari. Quella che ho riportato invece sulla destra è lo schema melodico. In Sardegna abbiamo una melodia canonica molto diffusa e caratterizzata anche da una struttura molto semplice, che è caratterizzata appunto dall'alternarsi di 2 frasi musicali sempre uguali. Questa è già una differenza con i goz catalani, in quanto mentre in Sardegna abbiamo una melodia canonica molto diffusa e poche altre varianti, in Catalogna abbiamo moltissime melodie che vengono composte tuttora, ne vengono composte ancora di nuove. Quindi abbiamo quella seconda strofa, Esatorrada. Questi gozos di Itria di Gavoi sono riportati con alcune varianti anche ad Orani, a Galtellì, quindi era un culto devozionale molto diffuso e che ci permetterà infatti di collegarci anche ad altri esempi manoscritti. A Gavoi è conservata anche la novena in sardo per la Vergine d'Itria, poiché non dobbiamo dimenticare che molto spesso questi componimenti venivano cantati alla fine delle novene, durante le processioni, la Via Crucis. Dunque, allora, partiamo da quello che è la parola gozos. Allora, ho portato avanti una ricerca al termine della quale ho realizzato graficamente questa carta. Questa carta raccoglie le differenti varianti linguistiche per 133 comuni sardi, quindi poco più di un terzo dei 377 presenti, dove si chiedeva a un intervistato come venivano chiamati da loro i canti devozionali e paraliturgici. Molto spesso, la maggior parte delle volte, mi è stato riferito subito il nome, molte altre volte ho dovuto addirittura cantarne la melodia per far capire a cosa mi riferivo. Molte volte mi è stato anche risposto: no, assolutamente da noi non si cantano. Per esempio, mi ricordo a Villanova Monteleone mi hanno detto: io per esempio so come si chiamano, ma da noi non si cantano. Quindi durante queste interviste sono state raccolte in realtà tantissime altre informazioni. Quello che appare dalla diffusione di queste varianti, innanzitutto il fatto che i gozos, come genere poetico, musicale, letterario, coprano tutta la Sardegna, per cui non è azzardato dire che siano veramente uno dei generi più diffusi e conosciuti.
perché queste varianti sono state raccolte sia per il sardo che per il gallurese che per il sassarese. Qua ovviamente mi occuperò delle varianti del sardo. Qua da un punto di vista nella Sardegna settentrionale è soprattutto diffuso il termine gosos e varianti derivati da questo termine, mentre nella Sardegna meridionale il termine gocius e varianti di gocius. Cosa succede? Le origini di questi due termini delineano quelle che sono state le origini stesse del genere, ovvero origini iberiche, poiché il termine gosos deriva dal gozos castigliano, che insomma gli esempi li abbiamo visti poc'anzi, e invece gocius dal catalano gocs. Ed è già una bipartizione del lessico che già aveva notato Wagner, per cui nel settentrione dell'isola si utilizzano maggiormente un lessico di tipo castigliano e nel sud di tipo catalano. Cosa succede? Queste sono le varianti raccolte, paese per paese, sono una ventina di varianti per 133 comuni. Allora, abbiamo detto gosos e gocius. C'è una terza variante attestata nella diocesi di Nuoro, però so che anche a voi dobbiamo stare particolarmente attenti. Allora, ed è utilizzata in paesi come Lula, Bitti, Dorgali o Rune, dove questi componimenti vengono chiamati anche crobes o grobes. Perché a voi dobbiamo stare particolarmente attenti? Perché nella diocesi di Nuoro è un termine che non è univoco e che in particolare a voi è utilizzato per indicare anche un altro genere di componimenti che non hanno struttura simile a quella dei gosos, addirittura si parla di componimenti senza ritornello, ma che soprattutto trattano un altro tipo di tematiche, cioè profane, amorose, politiche. E a questo punto ci tengo infatti a ricordare una raccolta che era stata fatta nel paese di Gavoi alla fine degli anni '80 per volere dell'allora biblioteca comunale e amministrazione comunale, e mi fa piacere ricordarla proprio perché c'è questa sensibilità dell'amministrazione comunale di Gavoi nel tenere viva o comunque sia studiare il proprio patrimonio culturale. Quindi c'è questa variante a Gavoi. Ci si riferisce anche a gosos profani, ovvero gosos che con la stessa struttura metrica dei gosos riportano tematiche anche satiriche e politiche. Quindi è un genere che, come vediamo, è questo termine fra sacro e profano, fra oralità e scrittura, ma comunque sia nella sua accezione religiosa ha avuto ovviamente maggior fortuna e diffusione. Per esempio ancora nella metà del Novecento a Bitti si componevano per esempio i gosos per Santa Maria Goretti, o fino alla fine degli anni '80 a Orgosola addirittura quelli per Antonia Mesina, quindi una produzione veramente diffusissima. Allora, vorrei iniziare in questo momento la seconda parte di questo intervento, che è soprattutto un percorso di tipo testuale, ovvero dalle attestazioni più antiche di questo genere fino alle più recenti. Come prima attestazione di gosos in sardo, abbiamo detto, iniziamo dagli inizi del Seicento. I canali principali di diffusione di questi componimenti sono le confraternite. Nel settentrione dell'isola soprattutto si parla della confraternita di Santa Croce, che è attestata da due filoni, da due tradizioni manoscritte, una che fa riferimento alla diocesi di Sassari, ad un archetipo riguardante l'ufficio della confraternita, e l'altra invece a una ottanese, bisarcese, algherese, a cui fa riferimento il libro di Nuoro. Il libro della confraternita di Nuoro è un manoscritto miscellaneo che comprende sia parti del Cinquecento con l'ufficio della confraternita, parti seicentesche con le regole di questa confraternita, per arrivare anche a parti settecentesche.
A noi ci interessa la parte del 600, perché la parte del 600 ci tramanda il primo esempio, il più antico esempio di Gosos della diocesi di Nuoro, che è uno dei più antichi sicuramente in Sardegna, in sardo, e vedremo poi successivamente in che tipologia di sardo. Sono appunto i Gosos che si narrano in suffìcio del Sol Mortoso, ovvero i Gosos da dirsi nell'ufficio per i defunti. E qui ritroviamo la struttura metrica che abbiamo visto prima. C'è una quartina introduttiva dove gli ultimi due versi costituiscono Zatorrada, che ritorna al termine della sestina. Questo manoscritto fa parte di un fondo in fase di catalogazione, per cui non mi è stato possibile riportare una foto di questi Gosos. La foto che ho riportato è quella di un altro componimento poetico in quartine che è condiviso da questo manoscritto insieme ad altri manoscritti della Confraternita di Santa Croce, quello di Nule e quello di Bottida, però in italiano. Arriviamo da Nuoro a Oliena, quindi dal 600 al 700. Questo manoscritto è un manoscritto che è stato donato al laboratorio di musicologia del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell'Università di Sassari dalla studiosa di tradizioni popolari Dolores Turchi. Questo manoscritto è settecentesco, sicuramente da datarsi dopo il 1712, poiché una rubrica rimanda alla canonizzazione di Pio V, avvenuta appunto nel 1712, quindi si vede come ogni tipo di elemento può essere importante per la datazione storica anche di questi manoscritti. È un manoscritto che riporta poco meno di una decina di Gosos, ma quello che sicuramente colpisce è il gusto raffinato che gli ha voluto dare appunto il copista, e che rimanda ai più sontuosi codici liturgici. Questo è evidente ad esempio nelle iniziali in rosso, ma anche nel disegno policromo della Madonna del Rosario, con a sinistra vediamo anche un angelo musico. Arriviamo, rimanendo sempre nel Settecento, al manoscritto, un manoscritto di Olzai. Il manoscritto di Olzai la sua segnatura è il libro dei Gosos. Perché questo manoscritto è particolarmente interessante? Lo possiamo, perlomeno per questo argomento sicuramente, perché ce lo dice la segnatura stessa, è la ricchezza dei componimenti che tramanda. Mentre abbiamo visto il libro della Confraternita di Nuoro riportava un solo componimento col termine Gosos, ma anche con la struttura. Per esempio Oliena 7, quindi meno di una decina, qua abbiamo un totale di 94 Gosos. In tutto i componimenti poetici sono addirittura 103. Di questi 94 componimenti, 92 sono in sardo e 2 sono in castigliano. Non ci deve sorprendere il fatto che ancora alla fine del Settecento venissero tramandati assolutamente dei componimenti in castigliano. Addirittura ad Ozieri è stato ritrovato un manoscritto, pensate, per il 1850, un manoscritto che tramanda Gosos per Sant'Efisio in castigliano nel 1850, quindi veramente la lingua. Ho messo 2 riproduzioni di questo manoscritto, non riproduzioni a caso, sono 2 diversi Gosos per la Madonna di Itria a Olzai. Vediamo come qua ovviamente purtroppo non c'è la possibilità di leggerli tutti. Comunque si tratta di, abbiamo detto, una lingua in sardo, ma anche il sardo è un sardo illustre, ovvero sovralocale, irto di cultismi come latinismi, spagnolismi, anche italianismi. Ad esempio, qua nella prima cartina, purtroppo non si può vedere, abbiamo
Desos camminantes guia, questo guia è uno spagnolismo per guida, oppure abbiamo un altro termine, s'anima, qui dice consolade ad onzora, s'anima desamparada. Questo desamparada è un altro spagnolismo, amparare significa proteggere, significa difendere, ed è un lessico, diciamo, condiviso in questo anche genere. Infatti questi termini ritornano anche in numerosi altri gosos di altri paesi, ad esempio anche a Bitti, e si dice amparate no signora virgo dell'annunziata, quindi difendeteci. È un lessico che magari molto spesso non si comprende più, ma che comunque viene cantato. Un altro termine spagnolo che si ritrova è Azucena, che significa giglio, e che attualmente molto spesso viene cantato senza comprenderne il significato. Un'altra cosa interessante di questa fotografia è il fatto che questo componimento sia firmato. La vedete in basso a destra, l'ultima firma, e dice per il rettore Marongiu. Questo rettore Marongiu firma 13 dei componimenti del libro dei Gosos di Olzai, e questo non è frequente in componimenti di questo tipo, perché la maggior parte delle volte vengono tramandati in maniera anonima. Quindi non sempre si conosce l'autore dei Gosos. Molte volte è la tradizione orale stessa che tramanda il nome dell'autore dei componimenti. Allora, in questo manoscritto sono stati ritrovati 7 copisti differenti. Ha avuto una storia insomma un po' travagliata come manoscritto, difatti i fascicoli sono stati più volte riassemblati e ricuciti. Per cercare di riconoscere tutti i 7 copisti si è approntata una tabella dove sono state messe a confronto alcune lettere ritenute più significative dal punto di vista grafico. Chiudo con l'ultimo esempio manoscritto, semplicemente un esempio del 1840 dei Gosos della Vergine dell'Annunziata di Bitti, a cui è dedicato un santuario, a cui i bitesi sono particolarmente devoti. Questo lo vediamo anche da lontano. La struttura metrica dei Gosos è particolarmente da un punto di vista grafico riconoscibile. C'è ovviamente la dicitura Gosos, la quartina iniziale, le sestine e il ritornello, che è indicato semplicemente dalla prima parola del terzo verso. In tutti questi manoscritti abbiamo potuto notare come molto spesso non venga trascritta la musica, che è uno dei problemi appunto che abbiamo in Sardegna. Molte melodie sono state trascritte in epoca abbastanza recente, per cui si può pensare che magari prima ci fosse una ricchezza di melodie che attualmente non c'è pervenuta. Vorrei solo mostrare una tradizione successiva al manoscritto, che è quella dei fogli a stampa. La tradizione dei fogli sciolti a stampa è una tradizione che ha conosciuto molta fortuna anche in Catalogna stessa, e qui in particolare ho voluto riportare 2 fogli a stampa. In questo primo si riporta la paternità che gli attribuisce la tradizione orale a questo componimento, che è appunto al teologo Giovanni Arca, un teologo bittese, le cui ultime notizie appunto sono della fine del Cinquecento, e questo appunto un po' per rimandare al fatto che in mancanza comunque sia di testimonianze scritte, manoscritte, non è possibile comunque sia accertare questo tipo di paternità. Quindi è sempre importante basare lo studio filologico storico sulle fonti. L'altro esempio è quello di appunto il termine Grobbes, però adattato appunto usato per un componimento di tipo devozionale, come si usa a Bitti. Quindi ho finito il mio intervento. Se
avete qualsiasi tipo di domanda, qualche altra variante da proporre, la aggiungiamo nella cartina. Niente, grazie per l'attenzione. Ringraziamo Gloria per il bellissimo intervento. Passiamo all'ultima parte del nostro incontro. Vi ripresento Roberto Ilba. Per chi ha avuto piacere, era con noi anche al convegno del 25 aprile. Con Roberto invece andiamo a parlare di affari, di territorio e di impresa, di praticamente come si andavano a fare gli scambi economici tra il XIX e il XX secolo. Grazie Rubi. Grazie, anch'io mi inserisco e mi accodo ai ringraziamenti che hanno già fatto i relatori precedenti all'amministrazione, a Gianmario e a Giuseppe, che insomma ha avuto già da tempo un po' questa idea. E quando abbiamo scambiato qualche opinione a proposito di questo incontro, di questo convegno, ci siamo un po' detti dobbiamo sforzarci di uscire da questa narrazione e autonarrazione della Barbagia come terra chiusa, astorica, fuori dal contesto. Hanno già dimostrato gli interventi precedenti, fin insomma dall'epoca più antica, già la definizione stessa di Barbagia, Barbaricini, l'inquadramento territoriale è molto sfuggente, tanto che avevo pensato di iniziare la relazione con l'interrogativo che un antropologo, Allenberger, che fece la sua indagine sul campo Lollai. Premetto che è l'ultima volta che cito Lollai, perché so che l'amica Emanuela Busso ci perdonerà, però insomma va a fare una ricerca antropologica sul campo all'inizio degli anni '80 e poi su questo torneremo. E la Barbagia è stato oggetto soprattutto nel corso del Novecento di una serie di studi antropologici, sociologici, economici, storici, che di volta in volta, a seconda del contesto, prendevano una o l'altra direzione. Io non sono molto appassionato di quello che viene chiamato il culture, cioè l'idea che tutto sia un'invenzione culturale, che tutto sia una rappresentazione. È vero in parte, ma apprezzo più l'approccio gramsciano, che è quello che ci permette di mettere insieme, come abbiamo fatto stasera, quello che è l'evenemenziale, cioè la diacronia, la storia degli eventi, con quello che è invece la struttura, quello che sono i rapporti economici, assieme anche a tutto ciò che è culturale, cosmos, la tradizione, l'oralità, eccetera. E volevo portarvi, prima di andare a parlare di imprenditori dalla Barbagia e in Barbagia, volevo portare la riflessione su 3 autori che a mio avviso sono importanti e su cui bisognerebbe tornare, bisognerebbe rileggere i loro testi. Il primo è Liliu, che è un grande antropologo, un grande archeologo, che ogni tanto sforava anche sull'antropologia, che all'inizio degli anni 70 scrive una serie di saggi, di articoli che poi raccoglie nella famosa Costante resistenziale sarda. Da questo nasce tutta una serie appunto di rappresentazioni, autorappresentazioni della Barbagia, della Sardegna, della Barbagia intesa in senso ampio, oltre i confini, per risparmio della confinazione, perché l'ha già fatta Giuseppe prima di me. Quelli sono confini appunto feudali, amministrativi, che dal punto di vista culturale possono essere allargati o ristretti. E Liliu sostanzialmente cosa diceva? Lo dice all'inizio degli anni 70, poi andiamo a vedere perché è importante quel periodo. Sostanzialmente
Liliu torna, spoglia, va per decostruzione, dice che alla fine i barbaricini avrebbero mantenuto questa purezza e questa forte identità perché avrebbero resistito a tutte le invasioni coloniali, dai Fenicio-Punici ai Romani, ai Catalano-Aragonesi, ai Piemontesi e, in ultimo, avrebbero resistito anche al capitalismo ottocentesco e novecentesco. Però, sul finire di un saggio, che appunto è intitolato La costante resistenziale, dice: però dobbiamo un po' riflettere su questa nostra resistenza, anche violenta, perché la violenza sarebbe una subcultura in risposta al capitalismo. Dobbiamo un po' riflettere perché si sta avviando un percorso di sviluppo economico in Sardegna e di industrializzazione e dobbiamo dialogare con quello che sta avvenendo dall'esterno. E qui si spiega il perché, perché in questo periodo, siamo negli anni 70, qui è pericoloso perché andiamo a suscitare la memoria di tanti, la memoria di un territorio. È il periodo in cui si avvia l'industrializzazione in Sardegna, si avvia l'industrializzazione nella Sardegna centrale, Ottana ce lo ricordo ogni volta che passiamo sul 131 DCN, e c'è bisogno di, da una parte, ricostruire una forte identità, dall'altra quella di seguire questo percorso di sviluppo. Quindi Liliu si mette un po' a metà. Liliu, insomma, aveva ben chiaro una sua parte politica, e quindi si pone, diciamo, come trade union. Dice: noi abbiamo questa identità forte e resistente, ma c'è bisogno di dialogare. Su questa identità forte e resistente, uno che ha un pochino più di dubbi è Michelangelo Pira. Vi invito a rileggere La rivolta dell'oggetto, che è un bellissimo libro. Io me lo sono andato a rileggere alcuni passaggi proprio per la relazione di oggi, e lui, Michelangelo Pira, anche qua andiamo ovviamente per sintesi e semplificazione, ci dice: sì, ma se noi poi andiamo a spogliare quello che era San Paolo, quello che era spagnolo, castigliano e prima ancora aragonese, se spogliamo quello che era romano, poi ci rimane poco più che niente, scrive. Cioè dice, dell'identità ci rimane poco più che niente. E lui invece spinge, anche lui si pone il problema della convivenza tra